Pensiero del giorno, giovedì 8 agosto. Portare l'unità dove manca. L'unità fraterna non si costruisce una volta per tutte, ma va sempre ricostruita. Se è vero che quando l'unità esiste e attraverso di essa la presenza di Gesù in mezzo a noi, sperimentiamo l'immensa gioia promessa da Gesù nella sua preghiera per l'unità. Quando l'unità manca, si insinuano ombre e disorientamento. Allora viviamo una sorta di purgatorio. È qui che deve entrare in gioco il nostro amore per Gesù crocifisso e abbandonato, la chiave dell'unità. È in quel momento che per amor suo, risolvendo prima di tutto in noi stessi ogni dolore, facciamo di tutto per ricomporre l'unità. Chiara Lubick, La dottrina spirituale, Città Nuova, 2017, pagina 67. Parola di vita, agosto 2024. Signore, è bello per noi stare qui,